Prima la lite nella chat di gruppo per il comportamento delle figlie, poi le botte. Protagoniste due mamme di Mestre che davanti alla scuola sono passate dalle parole ai fatti e si sono picchiate. Vaia un anno dopo, troppi vincoli sulle aree colpite rendono più difficile la ricostruzione. Le parole del governatore Zaia contro la burocrazia statale. Intanto sabato alle 21:15 su Antenna 3 il nostro documentario Veneto in ginocchio. Ai nostri microfoni il marito della 39enne malata di tumore, morta poche ore dopo il parto. Mi impegnerò fino alla fine per i nostri 5 figli e ringrazia per la macchina solidale. Tentata rapina martedì mattina in un'erboristeria di Volpago del Montello. Il responsabile, un 18enne, si vanta su Instagram della sua impresa. Il governo disattende gli impegni assunti, critici maggiori sindacati sul decreto scuola, indetta per l'11 novembre una grande mobilitazione. In occasione delle celebrazioni per i defunti a Venezia è inaugurato il ponte che collega il centro storico con l'ingresso del cimitero nell'isola di San Michele, presenti il sindaco Brugnaro e il patriarca Moraglia. Storico incontro ieri a Padova dove il vescovo Monsignor Cipolla ha fatto visita alla comunità ebraica incontrando il rabbino e il presidente della sinagoga. Forte l'appello ad agire per la pacatezza e la pace. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano dunque quanto sarebbe accaduto all'esterno di una scuola di Mestre. Due mamme hanno continuato una lite iniziata in chat e una di fronte all'altra se la sono date di santa ragione, ma ci racconta quanto accaduto in collegamento Filippo Fois. Buongiorno. Sì, buongiorno da Mestre. Ha l'aspetto di un regolamento di conti tra mamme, quello che è avvenuto fuori da un asilo l'asilo di via Sforza di Mestre. Da quanto si è appurato, tra le due donne c'erano già stati degli screzi nella chat di WhatsApp delle mamme a seguito del rapporto non proprio amichevole tra le due bambine che frequentano lo stesso istituto. Dalle minacce poi si è passati ai fatti proprio all'ingresso della scuola, quindi per strada, nel pomeriggio di ieri. Una delle due avrebbe colpito l'altra prima al volto e poi con un calcio in pancia. È stata un'aggressione rapidissima, nessuno degli altri genitori presenti ha avuto modo di intervenire. La mamma che ha avuto la peggio è stata portata all'ospedale dell'Angelo per accertamenti, l'altra si è allontanata, a quanto pare comunque la famiglia della mamma aggredita avrebbe intenzione di portare denuncia ai carabinieri. Nient'altro per ora a trapela, la scuola naturalmente ha preso le distanze da ciò che è avvenuto. Si tratta di un avvenimento che è successo fuori dal plesso scolastico, per strada e per ovviamente questioni su cui la scuola non ha alcuna competenza, non aveva alcun potere di intervenire. Con questo però da Mestre tutto, che resti sulla linea. Grazie a Filippo Fois. Un anno fa il territorio veneto, in particolar modo la montagna bellunese, faceva i conti con la tempesta Vaia. 12 mesi dopo il governatore Zaia parla dei troppi vincoli che pesano sulla ricostruzione, questo anche all'indomani delle novità in materia di autonomia con la costituzione di una nuova commissione. Il taglio di un albero non può essere trattato come l'aggressione di una persona, cioè, noi dobbiamo anche poterci muovere, visto e considerato che si mettono a repentaglio le vite umane. Nonostante i tanti cantieri aperti e le somme impegnate, la burocrazia continua a mettere i bastoni tra le ruote. Su questo il governatore del Veneto Luca Zaia è netto e porta l'esempio dei detriti del Cordevole in Agordino, uno dei grandi malati di Vaia. Siamo convinti che quei detriti potrebbero dar vita a una pista ciclabile e finisce lì. Non capiamo perché finché sono stati sul fiume non creavano problemi, quando li metti per fare una pista ciclabile a fianco al fiume qualcuno dice anche che sono rifiuti. Ma figuriamoci, se dobbiamo trattare quei detriti come rifiuti, a lei che non si bonificherà mai. Un braccio di ferro, quello sui vincoli, che è in corso. Lo stesso Zaia ne ha già parlato con il numero 1 della protezione civile Angelo Borrelli, ma è la solita battaglia di Davide contro Golia. Se deleghiamo la sensibilità ambientale al burocrate che fa norme, magari spesso alimentate dalla manina di ambientalisti estremisti come idea ambientalista, finisce che non ci muoviamo più.
E minori vincoli significa anche più autonomia per il territorio, e proprio sulla partita autonomista si registra la nuova commissione di esperti annunciata dal ministro Francesco Boccia, tra i nomi quelli di Roberto Maroni e del costituzionalista veneto Mario Bertolissi. Una nuova commissione quindi che rischia però di allungare anche i tempi, e il timer scorre. Il tempo sta passando, l'ho già visto passare per 14 mesi col Conte 1, non vorrei che si replicasse anche nel Conte 2, perché altrimenti sarebbe una presa in giro, non c'è più nulla da discutere. E vi ricordo che sabato sera a partire dalle 21:15 andrà in onda il documentario Veneto in ginocchio, realizzato dalla nostra emittente. Voci, racconti, immagini, suoni di quei giorni terribili durante i quali Antenna 3 fu un punto di riferimento costante per le popolazioni colpite, andando in onda quasi ininterrottamente per informare sugli sviluppi della situazione. Appuntamento dunque imperdibile sabato a partire dalle 21:15 con il nostro documentario Veneto in ginocchio. Cambiamo pagina, sono stati fissati per l'11 novembre alle 15 i funerali di Marie-Louise, la giovane mamma morta di tumore poco dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il marito parla ai nostri microfoni. Quando ho guardato i miei figli mi sono messo a piangere perché non sapevo cosa dire a loro. No, quando sono arrivato, la prima parola che ho detto a loro: adesso papà è diventato, papà non si chiama più papà, papà si chiama papà mamma, perché la vostra mamma non c'è più. Il dolore di un marito che ha perso l'amore della sua vita e quello di un papà che ora dovrà crescere da solo 5 figli. Lambert Huapi non si dà pace per la morte della sua Marie-Louise, stroncata da un tumore 3 ore dopo aver dato alla luce il suo bimbo. Eppure, sorretto da una grande fede, trova la forza di andare avanti per i figli. Non piango mai, ma mi trovo sempre che piango, perché questa donna mi ha lasciato un vuoto nella vita. Ma per ringraziarla darò il massimo per fare crescere bene i suoi figli. Il Signore mi accompagnerà in questo percorso dove lotterò fino alla fine per dare ai miei figli il massimo di questa vita. E sono davvero tanti in queste ore così tristi a manifestare affetto e solidarietà per la famiglia di Marie-Louise Lambert. La Caritas diocesana di Vittorio Veneto ha aperto un conto corrente e la comunità intera si stringe a questa famiglia originaria del Camerun che si è fatta ben volere da tutti. Sia Marie-Louise che Lambert hanno sempre lavorato nelle case di riposo come operatori sociosanitari, portando aiuto e affetto agli anziani. Ora, nel momento più difficile, questo affetto sta tornando al marito e ai figli di questa mamma sfortunata. E papà Lambert non smette di ringraziare l'Italia e i trevigiani. Ringrazio tutti quelli che si stanno muovendo per aiutarmi, per i figli. E questo è un paese che mi ha dato tutto, un paese in cui mi sono praticamente fatto, ho lottato a integrarmi. Ringrazio veramente tutta l'Italia e penso che questo è un gran paese che sa accogliere. Ringrazio di nuovo l'Italia che mi ha accolto, che mi ha dato questa chance per diventare quello che sono oggi. Tentata rapina martedì mattina in un'erboristeria di Volpago del Montello, siamo sempre in provincia di Treviso, autore un 18enne che poi si è vantato della sua impresa sui social. Prima ha tentato una rapina in erboristeria, poi subito arrestato e posto ai domiciliari si è vantato con gli amici sui social. Mi è andata male, ha scritto su Instagram, perché non venite a farmi compagnia? È accaduto a Volpago del Montello, protagonista un ragazzo appena maggiorenne con dei piccoli precedenti di polizia legati allo spaccio di stupefacenti. Il 18enne è entrato nell'erboristeria minacciando con una pistola finta la titolare, che però non si è lasciata intimidire e l'ha cacciato. La negoziante ha quindi chiamato i carabinieri che lo hanno catturato
poco dopo. Posto ai domiciliari nell'abitazione della famiglia, il ragazzo ha dimostrato di non aver affatto compreso la gravità del suo gesto, di cui ha anche scherzato sui social. Mi è andata male, si legge nel suo post. Poi, rivolto agli amici, aggiunge: perché non venite qui a stare con me, a farmi compagnia? Ora della tentata rapina, compiuta con una scacciacani, come è stato poi appurato, dovrà rispondere davanti al giudice. Da Volpago a Conegliano, dove un 35enne originario del Ghana è stato arrestato dopo aver aggredito 2 agenti della polizia locale. Precedenti penali sulle spalle e un foglio di via in tasca mai rispettato. Un 35enne originario del Ghana, nonostante il provvedimento di allontanamento da Conegliano, non aveva mai lasciato il comune ed è proprio qui che ieri è stato avvicinato da una pattuglia della polizia locale per un controllo nel quartiere del Biscione. Quando gli è stato chiesto di esibire i documenti, l'uomo ha iniziato ad inveire, con grida e spintoni, fino ad arrivare ad una vera e propria aggressione ai danni dei 2 agenti che hanno riportato una serie di lesioni che hanno reso necessari degli accertamenti in ospedale. Solo l'intervento di una seconda pattuglia ha permesso di bloccare il 35enne che è stato arrestato. Constatiamo con rammarico che il governo disattende gli impegni assunti prima a Palazzo Chigi nell'aprile scorso e poi nell'accordo del 1° ottobre con il ministro dell'istruzione. I maggiori sindacati della scuola non sono soddisfatti del decreto scuola appena pubblicato e per questo hanno indetto una grande mobilitazione per il prossimo 11 novembre con una iniziativa a Roma nel pomeriggio e diversi presidi concomitanti in altre città italiane. E adesso vi raccontiamo la storia di Paolo e Michela, una bella famiglia come tante che vive a Concordia Sagittaria con 2 figli piccoli. Ma un giorno Paolo scopre di essere affetto da Alzheimer giovanile e la vita della famiglia cambia. Con dignità e orgoglio chiedono adesso aiuto alle istituzioni. Un senso di essere non più quello che ero prima. E mi dispiace per i miei bambini che non riesco più a gestire con affetti, con cose che mi vengono ogni giorno e ho sempre paura comunque di non essere a livello, stare vivo, ecco. Quello di Paolo è un tormento che lo assale nei momenti di lucidità, quando la malattia gli dà tregua. Ha 48 anni, già da 5 soffre di una grave forma di Alzheimer giovanile. Le iniziali perdite di memoria sono divenute voragini, tanto da dimenticarsi talvolta pure dei figli di 6 e 10 anni. Sequenze che Paolo ha vissuto da bambino. Suo padre cominciò a soffrire di demenza quando di anni ne aveva 8, un copione esistenziale che si ripete. A sostenerlo la moglie Michela, che per seguirlo 24 ore su 24 ha lasciato il suo lavoro da segretaria. Ma Michela è una guerriera, da mesi ha voluto rendere nota la sua storia e denunciare che di Alzheimer giovanile si parla ancora troppo poco. Michela vorrebbe solo una vita il più possibile normale, tornare al lavoro. Chiedo che ci sia un po' più di visibilità anche per i giovani, che ci siano dei centri dedicati soprattutto anche a loro per stimolarli, per non fare in modo che le famiglie non debbano affrontare viaggi ed esborsi economici non indifferenti per portare i loro cari ad avere qualche sostegno in più. Ma quella tra Paolo e Michela è soprattutto una grande storia d'amore. Lo devo a Paolo, lo devo al suo altruismo, alla sua bontà d'animo. Cosa vorrebbe dire, cosa si sente di dire ai suoi figli e a sua moglie? Che mi dispiace di essere così e speravo una vita diversa per tutta la famiglia. Perché mi fa male vedere che non riesco più a essere in bolla, libero di vivere la mia famiglia e stare insieme. Cambiamo argomento, andiamo a Venezia dove in questi minuti si sta inaugurando, si sta aprendo ufficialmente il ponte che collegherà il centro storico con l'isola di San Michele, questo nell'ambito delle celebrazioni per il giorno dei defunti. A seguire per noi l'inaugurazione c'è il nostro Lorenzo Maier al quale cedo subito la linea. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, hai detto bene, ci troviamo a Venezia dove pochi minuti fa il sindaco Luigi Brugnaro insieme al patriarca della città, Monsignor Francesco Moraglia, hanno attraversato questo ponte galleggiante che è una novità, anche se si è così ripristinata una tradizione che nel 1950 era stata
interrotta, un ponte galleggiante simile a quello che in città c'è per il Redentore o per la Madonna della Salute, una passerella di galleggianti appunto che dalle Fondamente Nuove arriva fino al cimitero di San Michele, monumentale in isola. Qui il sindaco e il patriarca hanno sottolineato che questa è un'opera che vuole così rappresentare la gratitudine della città e di tutti verso chi ci ha preceduto. Questi saranno giorni dedicati al ricordo. Il patriarca ha sottolineato come per i credenti è anche la gioia della risurrezione, ma comunque un momento da vivere secondo i valori della famiglia, dell'unione, ecco, dell'unione. Questo è stato un termine molto ricorrente. Questo ponte sarà transitabile per tutti i cittadini dalle 13:30 in poi e sarà allestito fino al 10 di novembre. Grazie. Se non avete domande dallo studio vi saluto e a presto per gli aggiornamenti. Grazie a Lorenzo Maier e naturalmente buon lavoro, e tutte le immagini di questa inaugurazione questa sera nell'edizione serale dei nostri telegiornali. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a Padova dove sono calati i livelli dello smog sia in città che in provincia, e così non ci saranno variazioni nelle limitazioni alla circolazione almeno fino al 4 novembre. Semaforo verde per il traffico di Padova almeno fino al 4 novembre, dopo un'impennata dei valori delle polveri sottili la scorsa settimana, quando tutte le centraline della provincia, da Monselice ai Colle Euganei, dalla Guizza alla zona industriale, avevano superato il limite dei 50 microgrammi, negli ultimi giorni la situazione è decisamente migliorata, con valori addirittura inferiori ai 10 microgrammi in alcune zone della città. E così le limitazioni rimarranno a livello verde fino a lunedì 4 novembre, quando verrà fatta la nuova rilevazione. Devono quindi rimanere in garage dal lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, i veicoli a benzina Euro 0 e 1, quelli diesel Euro 0, 1, 2 e 3 e le moto a due tempi matricolate prima del 2000. Restiamo a Padova con lo storico incontro di ieri. Il vescovo della città, Monsignor Claudio Cipolla, ha infatti fatto visita alla comunità ebraica, incontrando il rabbino e il presidente in sinagoga. Forte il richiamo ad agire per la pacatezza e la pace, rivolto ad una società che rischia un nuovo imbarbarimento. 21 giugno 1994, 30 ottobre 2019. A 25 anni dallo storico primo incontro, nella sinagoga italiana entra per la terza volta un vescovo di Padova. A riceverlo il rabbino Adolfo Aharon Locci e il presidente della comunità Gianni Parenzo. Per le strade del ghetto, sorvegliate speciali in quelle ore, il vescovo Monsignor Claudio Cipolla è arrivato accompagnato da uno dei solidi perni dell'amicizia tra la chiesa di Padova e la comunità ebraica, Don Giovanni Brusegan. Una visita al museo ebraico dove la storia diventa immagini, poi l'ingresso in sinagoga dove il vescovo viene accolto dalla comunità alla presenza di tutte le autorità cittadine. È il Salmo 15 di Davide a dare inizio all'incontro, verbo, parola, preghiera. Il ritmo dei salmi si alterna agli interventi, un forte richiamo al clima attuale, alla necessità di lottare contro l'imbarbarimento della parola, il fanatismo, la disumanizzazione arriva da Gianni Parenzo, presidente della comunità ebraica. Il vescovo ribadisce sentimenti di fraternità e amicizia. Con questa visita voglio prendere le distanze da ogni tentativo, anche recente, di comportamenti odiosi verso le comunità ebraiche. Abbiamo tutti bisogno di pacatezza, di misura e di memoria responsabile. Una strada da fare insieme, cristiani ed ebrei, con l'uomo al centro a tracciare il sentiero. Un uomo che deve tenere aperto lo sguardo verso l'alto, verso Dio e la sua opera, ricorda il vescovo. Il rabbino gli risponde. Baruch Abba Beshem Hashem, benedetto colui che viene nel nome
del Signore. Serenità, pace e benedizione, invoca su ebrei e cristiani il rabbino al termine del suo intervento. La stretta di mano emozionata, un abbraccio carico di significato e lo scambio di doni. La strada è segnata. Quel dialogo che da 40 anni la Chiesa di Padova coltiva grazie a Don Giovanni Brusegan e alle sorelle Teresa e Adele Salzano, fondatori del gruppo di studi e ricerca sull'ebraismo, ha posto il terzo sigillo sulla strada della conoscenza e dell'amicizia, unica via per vincere l'ignoranza e garantire una serena e civile convivenza. Un teatro classico da tutto esaurito alla rassegna proposta al Teatro Olimpico di Vicenza con grande soddisfazione di pubblico e organizzatori. Il Teatro Classico a Vicenza ha fatto il tutto esaurito. I 9 spettacoli andati in scena all'Olimpico tra il 19 settembre e il 27 ottobre hanno richiamato ben 8.300 spettatori. Qual è il segreto di questa modernità? I classici sono moderni se sappiamo noi essere moderni. Loro sono moderni di loro, sono universali. Il punto è che noi non siamo al passo dei classici. Io ho cercato anche qui di invertire come il titolo, cioè ho chiesto al pubblico, sappiamo veramente essere universali come loro? È questa la sfida. Il pubblico ha risposto bene, mi sembra. Io devo dire che Vicenza ha fatto un atto di un amore talmente incondizionato nei miei confronti che lo ricorderò per tutta la vita. Il ciclo di spettacoli ha voluto mettere in luce non solo l'attualità dei classici, ma come l'uomo contemporaneo possa cercare e trovare nei classici, come detto, la modernità. La rassegna è stata promossa dall'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, con la Fondazione Teatro Comunale e l'Accademia Olimpica e con il sostegno della Regione del Veneto. Il direttore artistico ha già lanciato una sfida per l'edizione 2020 con Eleven, la produzione colossal sulla più grande tragedia contemporanea, quella dell'11 settembre 2001, un lavoro di cui Marinelli sarà autore e regista. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera l'appuntamento con 20:10 in studio Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, e Mara Manente, direttrice del CISET. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, l'informazione di Antenna 3 torna questa sera a partire dalle 18:30. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Ultimo giorno del mese con un tempo sostanzialmente stabile, peggiorerà poi nel weekend, ma la giornata di giovedì sarà tutto sommato buona. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e grigio, non si esclude anche qualche piovasco sul Rodigino al mattino, altrove sarà asciutto e sarà possibile anche nel pomeriggio qualche schiarita soleggiata. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 12 e 14 gradi circa. Più sole sul Friuli Venezia Giulia, il cielo si presenterà al massimo con qualche innocuo annuvolamento ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 13 e 14 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà una giornata, come vediamo, piuttosto grigia e il cielo risulterà coperto. Temperature minime sui 10 gradi, massime tra 14 e 15 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.